Amici di Directa Sport, appassionati di calcio giovanile, buon pomeriggio da Tertenia da parte di Riccardo Spignesi. Le immagini sono per l'inizio della terza edizione del Trofeo Benedetto Piras. Qui seguiremo la partita fra Sardegna e Liguria, ma grazie alla collaborazione con il Comitato Regionale Sardegna sarà possibile seguire in diretta integrale e gratuita di tutte le partite del torneo che si disputerà nel sud-est della Sardegna fra oggi e venerdì, con la finale a Castiadas. Fra poco entreranno in campo le due squadre della Sardegna in maglia rossa e della Liguria in maglia blu, che sono già pronte all'ingresso dagli spogliatoi per questa prima partita del gruppo B. In contemporanea si gioca anche Piemonte Calabria a Cardedu, mentre per il gruppo A Toscana Umbria Lanusei, Sicilia Lazio a Jersu, un torneo che vede in campo le rappresentative di 8 regioni italiane, chiaramente con le formazioni under 17. Questo è il terzo anno che si gioca il Trofeo Benedetto Piras, intitolato allo storico dirigente del calcio sardo, presidente del Comitato Regionale Sardegna dal 1981 al 2008, che è scomparso nel 19, una grande figura del calcio a livello nazionale, non soltanto sardo, che è stata più volte ricordata in questi anni, con la prima edizione vinta nel 2022 dal Lazio e la seconda un anno fa, in quel caso era l'Under 15 con il successo della Toscana. Fra poco il calcio di inizio di questa partita, che sarà arbitrata da Nicola Murgia con assistenti Alessandro Ragusa e Alessandro Chillotti. Una partita che vedrà di fronte la rappresentativa di casa, la Sardegna, con la Liguria che, ricordiamolo, 3 mesi fa ha ospitato il torneo delle regioni per il calcio a 11. Ci sono in campo tanti ragazzi che si sono messi in mostra nelle varie rappresentative, che hanno fatto un bel percorso e soprattutto che stanno facendo il loro percorso con le giovanili, vedendo poi con la possibilità anche di arrivare a club professionisti, con molte volte è capitato con queste rappresentative. Vedete già le prime immagini dal comunale di Tertenia, l'impianto che ha ospitato nell'ultima stagione in Serie D la COS Sarrabussogliastra, e che adesso ospita questa terza edizione del Trofeo Benedetto Piras, che avrà poi le semifinali giovedì alle 17 fra Castiadas e Villa Simius, con gli incroci tra vincente e seconda dei due gironi. Poi la finalissima sarà invece nel pomeriggio di venerdì all'Annunziata di Castiadas. C'è qualche leggero ritardo prima dell'inizio del match, ricordo saranno due tempi da 40 minuti ciascuno, con poi nelle semifinali in caso di parità e rigori, in finale in caso di parità ci saranno anche i tempi supplementari, che saranno 2 da 10 minuti ciascuno. Un torneo che vede per questa terza edizione un totale di 15 partite, 12 nella fase gironi, oggi, domani e mercoledì, tutte alle ore 17. Ultimi preparativi prima del calcio d'inizio di questo match. Trofeo Benedetto Piras che per questa stagione vede anche una particolarità, ed è da segnalare perché è una scelta voluta fortemente dal Comitato Regionale Sardegna, che ha come presidente Gianni Cadoni. Sarà il primo torneo ecosostenibile con numerose azioni concrete per ridurre l'impatto ambientale, un'iniziativa in cui la Sardegna è diventata regione pilota di un percorso della Lega Nazionale dei Dilettanti, che si vuole poi anche andare a proporre a livello nazionale. Fra queste iniziative ne ricordo alcune: la piantumazione di 5 alberi per ogni gol segnato da tutto il torneo, il ripristino parziale di un'area boschiva a Cuglieri, che negli scorsi anni è stata colpita da un pesantissimo incendio, in accordo con Forestas. Queste due iniziative che ho appena detto. Inoltre si cercherà di ridurre il più possibile l'utilizzo della carta e di sensibilizzare e formare i ragazzi partecipanti al torneo, con anche il premio
che è una caratteristica del Comitato Regionale Sardegna per chi sarà contraddistinto dentro e fuori dal campo durante questi 5 giorni che vedranno le 8 rappresentative avere come quartier generale Castiadas, che come detto ospiterà anche una delle 2 semifinali e la finalissima, che darà il nome della terza rappresentativa vincitrice del trofeo Benedetto Piras. Ancora ultimi preparativi, le squadre si stanno riscaldando nel lato sinistro del campo. Manca una maglia, quindi c'è naturalmente da aspettare, perché chiaramente non si può giocare senza la maglia. Come detto, in rosso la rappresentativa della Sardegna, in blu la rappresentativa della Liguria. La Liguria, che è stata una delle formazioni che fin dalla prima edizione hanno voluto dare la loro presenza a questa manifestazione, e che anche oggi al via. Liguria che nell'ultimo torneo delle regioni è arrivata ai quarti di finale, dove ha perso 1-2 contro la Lombardia, che poi si è aggiudicata anche il trofeo che ha avuto la finale a Genova. Non c'è ancora la maglia, quindi non si può ancora cominciare, ma vi ricordo che sui canali di Directa Sport potete già seguire le altre 3 partite che sono in corso di svolgimento, ossia Toscana Umbria, Ligios di Lanusei, Sicilia Lazio a Ierzu e Piemonte Calabria a Cardedu. Queste sono le partite che compongono la prima giornata della fase gironi, con particolare attenzione per quanto riguarda questo match proprio a Piemonte e Calabria, che è l'altra sfida per quanto riguarda il gruppo B, con la Sardegna che domani sfiderà la Calabria a Castiadas, mentre la Liguria sfiderà il Piemonte a Perdastefogo. Poi ultima giornata con Piemonte e Sardegna a Muravera e Liguria Calabria a Settimo San Pietro. Come vi dicevo, tutte queste partite le potete vedere sul canale di Directa Sport, che trasmette, oltre a questo trofeo Benedetto Piras, anche tantissime altre discipline, tantissimi altri appuntamenti. Iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella per le notifiche, mettendo anche like alla pagina Facebook. Per voi non costa nulla, mentre per noi è molto importante per poter essere sempre aggiornati sulle nostre produzioni che prevedono il meglio del calcio e lo sport sardo, ma non solo, perché ci sono anche appuntamenti non soltanto regionali, ma chiaramente soprattutto per quanto riguarda il calcio e lo sport sardo. Si attende ancora l'ok da parte dell'arbitro, come detto in precedenza è Nicola Murgia, per poter iniziare questa partita, per poter iniziare anche qua a Tertenia il trofeo Benedetto Piras. Giusto per ricordare anche la memoria del professor Benedetto Piras, che è scomparso nel 2019. La sua carriera iniziata negli anni 50 alla società Ferrini di Cagliari, dove poi è diventato dirigente. Nel 1969 è diventato presidente per 4 anni, ma dal 1968 era anche diventato consigliere del consiglio direttivo del Comitato Regionale Sardo, del quale poi nel 1981, il 7 di novembre, è diventato presidente, poi è rimasto tale fino al 2008. È tutto pronto praticamente per l'ingresso in campo delle squadre. Fra poco quindi anche il calcio d'inizio, risolti gli ultimi piccolissimi problemi, e adesso si può cominciare con questa partita che vedrà la Sardegna in divisa completamente rossa e la Liguria in divisa completamente blu. Ecco qua l'ingresso in campo delle squadre, ci sono anche gli applausi da parte del pubblico presente qui al Comunale di Tertenia. E allora
con le formazioni che si schierano adesso al centro del campo. Vi leggo anche le formazioni. La Sardegna si schiera con il numero 1 Oscar Cocco, numero 2 Fabio Zucca, numero 4 Giovanni Soggia, numero 5 Luca Cosseddu, numero 6 Tommaso Cresci, numero 8 Matteo Civile, numero 9 Niccolò Setti, numero 10 Raul Renato Scarpitta, numero 11 Alessandro Mura, numero 13 Niccolò Scano, numero 16 Alessandro Rossi l'allenatore e Davide Canosa. Per la Liguria con il numero 1 Cristian Bubecci, con il numero 4 Tommaso Cappellari, numero 7 Emanuele De Lucia, numero 8 Daniel Giordumi, numero 9 Daniel Giordumi, numero 10 Alessandro Luca Grossi, numero 11 Joshua Malagrida, numero 13 Romeo Lucio Nardini, numero 14 Niccolò Nervino, numero 15 Alessio Oliveri, numero 18 Pietro Ricci e numero 19 Davide Vernetti. Il tecnico è Mattia Ricciardi. Appena finito il saluto fra le due squadre con i due capitani che sono per la Sardegna, il numero 2 Fabio Zucca, per la Liguria il numero 13 Romeo Lucio Nardini. Ultimi saluti fra le due rappresentative e poi fra poco sarà tutto pronto per il via di questo incontro. Vi lascio anche sentire il saluto e l'urlo della rappresentativa sarda. Ecco qua l'incitamento della rappresentativa Sardegna, che dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, poi vedremo anche il posizionamento in campo delle due squadre. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio. Come detto in precedenza, vedremo due tempi da 40 minuti ciascuno. Sarà la Sardegna a battere il calcio d'inizio di questo match. Si attende soltanto il fischio da parte dell'arbitro, che si consulta con i suoi due assistenti, e adesso si può anche cominciare con il primo pallone che sarà battuto da Niccolò Setti. È cominciata Sardegna-Liguria, è cominciata anche qui a Tartenia la partita del gruppo B del trofeo Benedetto Piras. Primo pallone, come detto, giocato dalla Sardegna, il recupero da parte di Vernetti. Adesso prova la Liguria sulla destra con il buon recupero e il tocco all'indietro per Cocco, il rimpallo e il pallone che finisce in rete. 19 secondi e ha segnato subito la Liguria, che si porta in vantaggio con il rinvio del portiere Cocco, che è stato sfortunato. Il pallone che è carambolato addosso e arriva subito il vantaggio della Liguria. Vantaggio, se non sbaglio, opera di Nervino, il numero 14, che è andato a realizzare gol quindi subito della Liguria, che passa in vantaggio al primo minuto di gioco sul rinvio di Cocco, che ha preso in pieno l'avversario e il pallone è finito in rete. Adesso prova di nuovo la Liguria con il pallone giocato sulla sinistra per Malagrida, cerca il dribbling, pallone in mezzo, il rinvio con il colpo di testa poi di Ricci, palla che diventa adesso buona per De Lucia, il tocco sulla destra per Nervino, prova il destro, il pallone che finisce a lato alla destra di Cocco, che va a controllare subito quindi un primo punto di svolta della partita con questo gol immediato, gol dopo appena 19 secondi, che ha sbloccato il match. Il rilancio di Cocco, il tocco da parte di De Lucia, poi Nervino anticipato da Cosseddu,
Ancora Cossedu che rilancia in avanti, buono il controllo qui con la possibilità sul tocco di Setti per Scarpita che si porta il pallone in posizione centrale, l'anticipo dalla difesa della Liguria con la Sardegna che prova di nuovo a gestire l'azione offensiva, l'1-2 tra Setti e Zucca, il cross di quest'ultimo, arriva il primo calcio per Chiva Sarda. Angolo che è stato battuto corto, il cross al centro, colpo di testa e il pallone che termina a lato. C'è stata però una deviazione, quindi sarà nuovamente angolo, stavolta dalla parte opposta. Vediamo se sarà nuovamente battuto corto oppure con la battuta al centro. Pallone dentro, sono in due, il colpo di testa che finisce a lato di poco. Si fa vedere adesso la rappresentativa sarda vicina al gol dell'1-1 in questa occasione, col colpo di testa che è finito alto. Ripartita adesso la Liguria con il tocco all'indietro di Ricci per il portiere Bubecci, ancora Ricci, il centrale di sinistra, la coppia centrale con il capitano Nardini. Cappellari in avanti per il controllo di Nervino, l'autore del gol dell'immediato 0-1. Luca Grossi al centro proprio per Nervino, il tunnel ai danni di Rossi, pallone che viene giocato sulla sinistra, buono ancora per Luca Grossi, palla dentro per Malagrida, l'appoggio fuori e il buon intervento di Mura per il recupero palla. Buono qui anche il dribbling da parte di Mura che parte sulla sinistra del lancio in avanti con l'anticipo, il recupero della Liguria che adesso gioca sul cerchio centrale. Buono l'anticipo poi di Zucca, pallone che diventa buono per Ricci. L'intervento ancora di Zucca, nuovamente Ricci con la Sardegna che però ha buon gioco, il suggerimento però in avanti di Civile per Setti è leggermente lungo. Allora adesso è il portiere che gioca su Ricci, Vernetti. Nardini, lanci in avanti con protezione per Cocco che ha rinviato il pallone finito in fallo laterale. Nuovamente il possesso con i centrali, il dribbling da parte di Cappellari che tocca in avanti verso Nervino, anticipo di Zucca solo per un attimo. Adesso la palla è per Luca Grossi, pallone che viene giocato dentro proprio per Cappellari, fa buona protezione del pallone il numero 5 Luca Cossedu del Bonorva. E si riparte adesso con la giocata sulla sinistra, col recupero però da parte della Liguria che adesso gioca sul numero 10 Luca Grossi, va via in dribbling, poi serve Malagrida che tocca ancora all'indietro per Luca Grossi, riparte dal coppia centrale, quella formata da Nardini, adesso in possesso di palla e al lancio con un tocco di mano segnalato dall'arbitro, il tocco di mano che è stato di Matteo Civile. Calcio di punizione per la Liguria, salgono i saltatori. Va Nardini, c'è anche Vernetti e Ricci. Tutti e tre al limite dell'area con un po' più spostati Nervino e Luca Grossi. La battuta di Malagrida al centro dell'area, il controllo e alla fine l'ultimo tocco è stato di Nardini, rimessa dal fondo per Cocco. Siamo arrivati al 7° minuto di gioco, punteggio che si è sbloccato dopo soli 19 secondi con il gol di Niccolò Nervino del Sanremese. Sono le due distinte con tutti classe 2008.
ancora qui un rischio della Sardegna con il rinvio che è finito addosso a Malagrida. Poi sulla seconda opportunità la Sardegna ha buon gioco. Adesso il recupero con un fallo di Soggia, il centrale di centrocampo. Giordumi, il tocco finisce fuori con la rimessa che è per la rappresentativa sarda. Subito però con il recupero della Liguria che tocca in avanti verso Malagrida, la protezione, il recupero però buono con qui la giocata di Soggia, il fallo ai suoi danni, punizione che adesso sarà per la Sardegna subito battuta, ma bisogna rivedere il punto dal quale sarà calciato il pallone. Bisogna anche attendere un attimo l'arbitro, anche la distanza. Battuta dentro, leggermente troppo lunga, non può intervenire Scano e si ripartirà allora con la rimessa dal fondo. Sentite anche le indicazioni di Davide Canosa, il tecnico di questa rappresentativa Under 17 della Sardegna. Mentre nel frattempo gioca la Liguria con De Lucia che prova ad andarsene centravanti, il cambio di fronte con il buon anticipo di Zucca. Adesso la Sardegna che può andare con però il tocco troppo corto di Scarpitta. Adesso Soggia va all'indietro, per un attimo stava recuperando Nervino, poi ancora buono il pallone per Rossi sulla destra, ancora per il capitano Zucca, può mettere in mezzo l'anticipo da parte di Ricci e la rimessa laterale in zona d'attacco per la Sardegna che cerca di ritrovare il pareggio dopo il gol del vantaggio al 19esimo secondo di gioco. Il cross qui al centro, leggermente troppo lungo, ma di nuovo l'azione con la possibilità per Civile che non è riuscito a coordinarsi per il tiro. Allora il contropiede per la Liguria, pallone giocato dentro, determinante l'intervento di Cresci che va ad anticipare il pallone che era destinato verso Malagrida sul centro-sinistra. Poi un fallo nel duello fra i due numeri 10, il fallo l'ha commesso Scarpitta all'indirizzo di Luca Grossi, punizione già battuta con il dribbling di Vernetti. Va sul numero 4 Cappellari, poi il centrale, i due centrali con Nardini che ha la meglio. Pallone lanciato in avanti che è preda del portiere Cocco. 4-3-3 il modulo per la Sardegna, mentre è più un 4-3-1-2 da quello che abbiamo visto finora. La disposizione delle Liguria, qui c'è un fallo, punizione, il fallo che è stato commesso su Scarpitta, punizione dalla destra per la rappresentativa sarda all'11esimo minuto di gioco. Si incarica dalla battuta Matteo Civile, centrocampista del Pirri. Tutto pronto per la battuta di questa punizione. Sono due uomini in barriera per la Liguria, Luca Grossi e Malagrida, con Civile come detto sul punto di battuta. Linea abbastanza alta da parte della Liguria con i giocatori al limite dell'area di rigore. Si attende il fischio, arriva in questo momento, va alla battuta Civile, uno schema però è stato capito dalla barriera con il recupero di Joshua Malagrida che se ne va qui anche in dribbling l'1 contro 1 con Mura. Pallone giocato poi in avanti verso Luca Grossi che cerca ancora Malagrida, pallone che però è troppo lungo con
Cosseddu che lascia scorrere. Proprio Cosseddu ha ricevuto il pallone da Zucca. Poi l'altro centrale Cresci, il pallone giocato con ancora un rischio, può arrivare Malagrida, il controllo, se ne va in dribbling ma si defila. Malagrida cerca di andare sul fondo e allora Cosseddu deve mettere il pallone in calcio d'angolo. Primo angolo anche per la rappresentativa ligure quando siamo arrivati al 13° minuto. C'è Cappellari che va vicino, potrebbe anche andare a battere lui, invece no, alla fine lascia per uno schema. Sono in 5 all'interno dell'area di rigore, pallone battuto dentro, viene rinviato dalla difesa sarda che prova adesso a partire con l'opportunità, e qui l'anticipo netto da parte di Giordumi. Poi ancora con il pallone respinto e la rimessa laterale per la Sardegna, sarà battuta da Zucca. Stiamo avvicinando al primo quarto d'ora, vi ricordo i tempi sono da 40 minuti di gioco, quindi siamo adesso a un terzo di questo primo tempo, siamo a poco meno di 14 minuti. Nuova rimessa laterale adesso per la rappresentativa sarda in maglia rossa, anzi in divisa completamente rossa. Batte Zucca, pallone in mezzo con il rinvio della difesa ligure, poi Malagrida prova ad andarsene, il buon recupero da parte di Cresci che però ha anche commesso fallo. Ricci per Nardini, pallone in avanti con il controllo di Oliveri, fa l'indietro per Giordumi, lancia in avanti preda però della difesa della Sardegna, poi il tocca all'indietro per il rinvio del portiere Bubecci. Qui l'anticipo buono di Zucca che se ne va via in dribbling, salta due avversari, tocca sulla sinistra per la discesa di Scano che apre verso il suo compagno ossia Mura, se ne va via sulla sinistra, pallone che però poi è troppo lungo, non è riuscito a dare continuità all'azione d'attacco. Il recupero con la possibilità anche per il destro, da lontano ha calciato Raul Renato Scarpita con la parata a terra di Bubecci. Scarpita che come società è dell'Ilva Maddalena, il club che ha vinto l'ultimo campionato di eccellenza sardo e sarà protagonista nel campionato di Serie D nella prossima stagione. Qui ancora il possesso della Liguria con il tocco verso Cappellari, Luca Grossi, adesso palloni avanti per Malagrida, l'anticipo, poi Ricci in avanti ancora per Luca Grossi con il buon anticipo, il dribbling e il passaggio in avanti solo leggermente troppo lungo da parte di Cresci, per adesso già con un rischio adesso anche da parte della Liguria che ha sfiorato l'autogol. Deve dare un calcio d'angolo il male minore su questa giocata all'indietro, ne ha rischiato, così come era nato il gol che fin qui sta decidendo l'incontro. Angolo per la Sardegna dalla destra, la battuta di Civile sul secondo palo, viene però segnalato come il pallone era uscito nella traiettoria. Si ripartirà quindi con la rimessa dal fondo. Giordumi, lancio in avanti verso Malagrida, il controllo, spalla alla porta, cerca di girarsi contro Soggia,
L'1-2 alla fine, il recupero però della Sardegna che riparte con la buona discesa in dribbling, ma c'è anche il recupero dalla Liguria sull'iniziativa di Mura. Il recupero, adesso la possibilità di giocare per il numero 7 De Lucia con il fallo e la punizione. Punizione per la Liguria, se ne incaricherà proprio De Lucia, che ha giocato all'indietro per Pietro Ricci. Scambio con Nardini, ancora Ricci, il tocco sulla sinistra per Capellari, l'1-2 buono che si è chiuso con Luca Grossi, poi il pallone è giocato dentro da Nervino che cerca in seconda battuta. Alla fine la difesa sarda alla meglio, poi il pallone toccato in avanti per Setti che cerca di andare via. Ricci si porta il pallone in fallo laterale, la rimessa viene assegnata alla Liguria, rimessa che viene battuta da Capellari, all'indietro per Ricci, va dall'altro centrale Nardini per Giordumi, può andare in pressing Mura, arriva Giordumi in anticipo, ancora Ricci in avanti, il controllo al centro da parte di De Lucia che può partire centralmente, lo scambio con Oliveri, ancora De Lucia, pallone giocato su Nervino, autore del gol dello 0-1, tocca buona per Malagrida, il dribbling, Malagrida in aria e segna il raddoppio della Liguria al 19° minuto. Grande giocata qui di Joshua Malagrida e la Liguria si porta sul 2-0, davvero un bel gol quello di Malagrida al 19° minuto. 0-2. Dopo la rete di Nervino arriva anche quella di Malagrida a metà del primo tempo. È stato molto bravo sull'assist proprio di Nervino, il giocatore maglia numero 11 che gioca nel Vado come società di appartenenza, a liberarsi in aria e battere sul primo palo. Sardegna che deve adesso risalire, la rappresentativa sarda che si era ben distinta nella scorsa edizione del trofeo Benedetto Piras, arrivando alle semifinali dopo aver superato il girone. In semifinale ha vinto poi la Toscana che si è aggiudicata l'edizione. Ricordo che un anno fa si giocava con l'Under 15, qui il cross deviato da parte di Luca Grossi, l'ultimo tocco è stato di Alessandro Rossi, calcio d'angolo per la Liguria che continua ad attaccare dopo il gol del raddoppio. Il pallone giocato al centro, la respinta della difesa sarda che poi prova con Mura a ripartire in avanti, se ne va in progressione tagliando il campo. Setti però è in fuorigioco quando lo serve, si alza la bandierina del primo assistente, ossia Alessandro Ragusa. Pallone adesso giocato sulla sinistra con la discesa di Nicolo Scano, però era uscito il pallone, si ripartirà, anzi no, calcio di punizione ha segnalato l'arbitro. Punizione che sarà battuta verso il centro dell'area, battuta sul secondo palo, c'è Setti che tocca di testa la parata di Bubecci a terra. 22° minuto di gioco con Sardegna 0 Liguria 2 al primo Nervino, al 19° Malagrida. Poco fa il raddoppio della rappresentativa ligure. Adesso il pallone giocato in direzione proprio di Malagrida che viene anticipato da Zucca. Buona la giocata del numero 2
va da Scano, ancora Zucca è fuori lontano dalla sua posizione, adesso dà il pallone ai centrali con il tocco di Cosseddu per Soggia, poi in avanti lo scambio con l'anticipo della difesa ligure che ha buon gioco solo per un attimo, con l'anticipo altrettanto buono da parte di Cresci. Pallone giocato in avanti, ancora la possibilità in area per Cresci, il pallone giocato dentro, trova la conclusione con il destro e la battuta della difesa ligure. Ha avuto una buona occasione la Sardegna, conclusione che però non ha avuto la forza giusta per far arrivare il pallone in porta. Ci prova poi Scano e alza Puvecci sopra la traversa. È stata qui bella la conclusione con il sinistro del numero 13, che manda anche un segnale da parte della Sardegna. Calcio d'angolo adesso, ci ha provato al 23esimo Niccolò Scano, ragazzo della SC Sigma. Angolo che sarà battuto dalla sinistra, sono in tanti i saltatori, c'è un tocco corto con il cross al centro, smanaccia Puvecci, pallone che può essere ancora buono ma alla fine viene preferito da parte di Scarpitta accontentarsi di un nuovo calcio d'angolo. Angolo stavolta dalla destra, c'è Civile a battere con Mura vicino. Civile batte a centro area, pallone che viene ribattuto, poi riparte Nervino, 1 contro 1 con il recupero alto. Scano può giocare sulla sinistra per Cresci in area, calcio di rigore per la Sardegna, il fallo ai danni di Tommaso Cresci, che è stato molto bravo, è stata direi molto brava tutta la rappresentativa sarda per il recupero alto. E poi questo rigore procurato con Setti che ha già portato il pallone sul dischetto, il numero 9 dell'Academy del Latte Dolce. Pronto a battere al 25esimo minuto, ha fischiato l'arbitro. Setti contro Puvecci, parte Setti, tocca Puvecci ma non basta, la Sardegna torna in partita con il gol dell'1-2, il primo di Niccolò Setti al 25esimo minuto. Accorcia le distanze la rappresentativa della Sardegna con il rigore trasformato da Setti, e sentite anche l'esultanza qui nella tribuna del Comunale di Tartenia. Rigore procurato dall'iniziativa di Tommaso Cresci, difensore centrale, che si è spinto in avanti e con un'ottima giocata ha procurato la massima punizione trasformata dal compagno. Vediamo adesso quale sarà la reazione delle due squadre dopo questo terzo gol in poco più di metà del primo tempo. Cocco, il controllo, il portiere come società di appartenenza Monastir, club che con la prima squadra ha vinto il campionato di promozione e la Coppa Italia nella stagione appena conclusa. Civile ha servito Soggia, apertura sulla destra per Zucca, guarda in avanti, poi prova a fare tutto da solo, deve però fermarsi perché non c'è spazio, riparte all'indietro da Oscar Cocco, il rinvio e il pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Cappellari, l'1-2 che si conclude, viene dato il fallo. Punizione per la Liguria dalla sinistra, c'è già Cappellari, si avvicina anche Malagrida.
Tutto pronto per la battuta di questa punizione. Malagrida che batte il pallone dentro, colpo di testa all'indietro di Setti che rischia anche qualcosa. Sarà calcio d'angolo per la Liguria. Angolo che arriva al 28esimo minuto del primo tempo. Ancora Malagrida e Cappellari come in precedenza per la punizione. La battuta a centro area, pallone che passa e c'è un grande intervento difensivo per evitare che il pallone potesse diventare molto pericoloso. È stato Mura a intervenire. Adesso con rimessa laterale sul lato destro, toccato per Mura, salta due avversari, può toccare il pallone in avanti. Adesso ancora Mura, non trova però il secondo contatto con il pallone. La difesa ligure ha rinviato. Malagrida con il fallo di Cresci, anzi scusate, prima a salvare era stato Civile. (28 minuti e mezzo nel corso della prima frazione). Punizione battuta adesso con Cappellari, l'1 contro 1. L'ultimo tocco è stato da parte di Rossi. Cerca la giocata qui Luca Grossi, l'ultimo tocco è il suo, non c'è il fallo che chiedeva. Si riparte con il laterale per Zucca che ha già battuto in direzione di Mura all'1 contro 1 con colpo di testa. Alla fine a buon gioco Cappellari, solo per un attimo subentra però il compagno che però sbaglia. Ha recuperato bene la Sardegna, può andare con il tocco per Scarpita, c'è Setti dall'altra parte. Scarpita va a tenere palla, alla fine il recupero della Liguria con la giocata in avanti che diventa buona per Malagrida. Può partire sulla sinistra, il tocco di Malagrida è troppo lungo per un compagno e non può diventare un invito per né per un compagno né poteva diventare un tiro in porta. Qui la conclusione da lontano che viene parata in due tempi da Bubecci. E adesso anche la rappresentativa sarda sta provando con maggiore convinzione dopo un avvio in cui aveva subito gol dopo appena 19 secondi. La squadra allenata da Davide Canosa, che vedete in piedi alla sinistra. Nardini, il capitano della rappresentativa ligure, lancia in avanti a cercare Malagrida con la coppia centrale che prova a giocare il pallone, alla fine rinvia Cocco bene in direzione di Rossi, l'1 contro 1 alla meglio, poi Ricci, il tocco di Vernetti all'indietro per Nardini che riparte dal suo portiere Buvecci, prova ad andare Setti, ha giocato su Ricci, va alto in pressing la Sardegna con Bubecci che rischia un po', alla fine Cappellari anticipato, può andare allora adesso Scarpita sulla destra, il cross al centro leggermente troppo alto per Setti, la palla è ancora buona con il numero 7 De Lucia che rilancia in avanti il pallone che poi viene toccato in fallo laterale da Soggia. Siamo entrati nel 32esimo minuto di gioco con Nardini in possesso di palla. Sardegna 1, Liguria 2, ricordo, prima giornata della terza edizione del Trofeo Benedetto Piras che potete vedere in diretta integrale con telecronaca, con gli highlights, con anche le interviste ai protagonisti sui canali di Directo Sport in questa collaborazione con il Comitato Regionale Sardegna. Il recupero qui alto di Scano, l'1-2 ancora Scano che però poi non si intende, il pallone che viene gestito adesso da Giordumi con la rimessa che però è per la Sardegna. Setti ha giocato
sulla sinistra in area di rigore, ancora per Setti, può liberarsi per il destro, lo fa, la chiusura, e alla fine la Liguria può ripartire con Malagrida. Il fallo da parte di Cresci, calcio di punizione per la Liguria. È rimasto però a terra un giocatore della formazione ligure, se non sbaglio Malagride. Allora ne approfittano le due squadre per andare a dissettarsi. Non c'è tanto caldo per il vento qui a Tertenia, ma comunque giocare con sotto il sole al 17 di giugno certo non è come farlo a dicembre. Adesso si è rialzato Malagrida, fra poco quanto riguarda lo stesso girone, sta giocando, è già cominciata, che è iniziata alle 17. L'altra partita è quella di Cardedu tra Piemonte e Calabria. Al 35esimo il punteggio è di 1-0 per il Piemonte. Mentre per il girone A stanno giocando Toscana, Umbria e Sicilia e Lazio. Si può ripartire con questa punizione battuta su Nardini, poi adesso Vernetti ad avanzare, tocca sulla destra per De Lucia che si è decentrato, cerca di andare in progressione. L'ultimo tocco è di Cosseddu, calcio d'angolo per la Liguria. A 6 minuti dalla fine del primo tempo ci sarà però ovviamente recupero anche per questa interruzione. Angolo che andrà a battere Cappellari. Sono 5 i giocatori dentro l'area più Malagrida che sta entrando adesso per la Liguria. Pallone dentro, Vernetti non riesce ad arrivare, Nardini tocca e basta, allora riparte Scano per la Sardegna, va con la buona falcata che l'ha contraddistinto in questo primo tempo. Il tocco verso Scarpita, ancora Scano, alla fine non si intendono i due, è rimessa laterale per la Liguria. Rimessa battuta adesso con il controllo di Oliveri, cerca di andarsene il rimpallo su Scano, rimessa laterale ancora per la Liguria. Nardini per Ricci, 4,5 alla fine del primo tempo. Cappellari, poi il controllo di Nervino, l'autore del primo gol della partita. Setti che ha recuperato l'intervento con 2 volte in scivolata, alla fine viene segnalato fallo, partita fin qui molto corretta. Ricordo per quanto riguarda i cartellini che si va in diffida al primo giallo, ma i cartellini vengono azzerati al termine della fase gironi e sono possibili 7 cambi nel corso di questa partita senza nessuna finestra particolare, si possono fare in ogni momento. Il controllo adesso di Vernetti che cerca di dare il pallone in avanti con il recupero della Sardegna, che prova a gestire questo pallone con il rilancio verso Scarpita, pallone che diventa buono sulla sinistra, l'intervento determinante da parte di Nardini perché altrimenti Scarpita sarebbe potuto involare sulla sinistra e accentrarsi, ma Sardegna che adesso sta tenendo bene il campo con Zucca, il recupero di Nervino, ancora Zucca che lotta e tiene il pallone, molto bravo il capitano con la maglia numero 2. Poi Setti, l'autore del gol dell'1-2, all'indietro verso Cresci, dall'altro centrale Cosseddu.
poi Civile che alza il pallone per Setti, buono il controllo, cerca di andare via ed è determinante l'intervento di Cappellari. Adesso Sardegna che sta creando tante occasioni, si è anche avvicinata al pareggio la formazione guidata da Davide Canosa. Civile cerca di andare via, l'ultimo tocco di Cappellari, rimessa per la Sardegna, quasi un calcio d'angolo, anzi proprio calcio d'angolo alla fine, anzi no, come detto in precedenza, rimessa laterale non angolo, come stava provando a battere Civile che adesso qui prova ad andarsene, ci riesce, il pallone però è uscito e si ripartirà con la rimessa dal fondo. 2 minuti più recupero alla fine del primo tempo. Sardegna 1, Liguria 2. Ricordo anche i marcatori: al primo Nervino, al 19esimo Malagrida, al 25esimo su rigore ha accorciato Setti. Cappellari adesso all'indietro per Ricci, tocca su Vernetti, ancora Cappellari in avanti con il buon anticipo di Cresci, pallone poi giocato in avanti con il colpo di testa dell'altro centrale Cossedio, poi Civile per Scarpita, cerca di andare via Nardini, non ci riesce, buono il recupero del capitano Ligure, poi il pallone giocato all'indietro in direzione del portiere Bubecci. Nardini, cambio di fronte sulla sinistra per Cappellari, il controllo, gioca su Malagrida, il controllo viene chiesto in fallo di mano, non così secondo l'arbitro, poi Vernetti dietro per Nardini, uno dei numerosi giocatori della Sanremese, poi il recupero di Soggia, pallone giocato in avanti con Mura, dietro per la discesa di Cresci che va sulla destra per Setti, l'autore del gol arriva in sovrapposizione Zucca, Setti cerca il cross però aveva messo in difficoltà Buveci, che forse anche ha fatto male. Non c'è stata deviazione secondo l'arbitro e primo assistente. Si ripartirà quindi con la rimessa dal fondo. Stiamo per entrare nel recupero, vediamo quanto sarà segnato, probabilmente 1 minuto. Cappellari dietro per Ricci, poi Nardini che lancia in avanti. Siamo entrati nel recupero con la Liguria che tocca in avanti il pallone, la coppia centrale della Sardegna che ha buon gioco e adesso riparte mentre viene ufficializzato il minuto di recupero. Minuto di recupero per metà, se ne è anche già andato. Viene detto dall'arbitro a Cappellari di accelerare la battuta della rimessa che viene effettuata su Ricci. Nardini, vediamo se ci sarà un'ultima occasione nel corso di questo primo tempo. Ancora Nardini, gioca dietro la Liguria senza voler affondare, ma sbaglia Nardini. Allora per la Sardegna c'è l'ultima possibilità con il tocco che non arriva in direzione di Setti da parte di Mura. Era l'ultima opportunità di questo primo tempo che si chiude con il punteggio di Sardegna 1, Liguria 2. I gol messi a segno da Nervino al primo, Malagrida al 19esimo e Setti su rigore al 25esimo per questa prima giornata del gruppo B della terza edizione del trofeo Benedetto Piras. E noi ci risentiremo fra un quarto d'ora circa per il secondo tempo della partita in corso qui a Tertenia. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.
Con i suoi 2700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna. Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il Consorzio Griffoni. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.
Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Eccoti qua, nonno! Di nuovo in diretta dal Comunale di Tartenia con Gianni Cadoni, presidente del Comitato Regionale Sardegna e vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, per questa terza edizione del Trofeo Benedetto Piras, un torneo che avete fortemente voluto nel 2022 e che quest'anno ritorna con l'Under 17 con tanti ragazzi promettenti in campo. Ha detto bene, terza edizione, siamo felicissimi di ospitare 8 rappresentative per questo terzo torneo Benedetto Piras. Tanti giovani, sono delle torneo che presenta dei ragazzi molto interessanti e si lavora in prospettiva chiaramente di un futuro migliore. Questo è un torneo che è anche molto propedeutico per i ragazzi per poi speriamo anche una carriera in palcoscenici di livello. Come vediamo il calcio sardo in questo periodo? Ma stiamo chiaramente crescendo grazie appunto a questi tornei che si svolgono tutto l'anno. Abbiamo
portato in nazionale dilettanti una ventina di ragazzi sardi che sono frutto di questo tipo di lavoro, per cui questi tornei permettono appunto ai ragazzi di fare un confronto, di poter crescere in esperienza, crescere in conoscenza, e questa è la mission del nostro comitato regionale. Il tutto, oltre che nel ricordo del professor Piras, anche con una particolarità, ossia il torneo ecosostenibile. Sì, ecosostenibile, insomma, innanzitutto ricordiamo il professor Benedetto Piras, che è stato un dirigente di spessore del nostro comitato regionale, in ambito appunto regionale e in ambito nazionale. Come primo torneo ecosostenibile della Lega Nazionale Dilettanti siamo praticamente una regione pilota di questo tipo di iniziativa, e anche questo è un modo per poter far crescere i nostri ragazzi e abituarli non soltanto allo sport ma anche nella vita civile di tutti i giorni a poter essere migliori. Grazie. Grazie a voi. E adesso seguiamo fra poco il secondo tempo della partita. Si è chiuso il primo tempo con Sardegna 1, Liguria 2. Con i gol realizzati dopo appena 19 secondi dall'inizio della partita da Nervino, poi al 19esimo da Malagrida, al 25esimo ha accorciato su rigore. Ci sono i primi cambi per la Sardegna, vediamo chi sono i giocatori che entrano sicuramente il 7 e il 19. Il 7 è Sadik Olaiwola, il 19 è Simone Arseni. C'è anche un cambio nella Liguria. Nella Liguria entra con il numero 6 Thomas Celella. Non c'è più Scarpitta nella Sardegna, sicuramente. E non vedo, credo Malagrida dovrebbe essere uscito nella Liguria. Mentre nella Sardegna il secondo che è uscito è Rossi. Adesso appena inizia il secondo tempo, ecco che inizia in questo istante. Dunque la Sardegna adesso si schiera con in porta Cocco, in difesa da destra verso sinistra ci sono Zucca, Cosseddu, Cresci e Scano. Poi a centrocampo il primo cambio, perché i tre sono con il numero 4 Soggia, con il numero 8 Civile e la novità del numero 19 Simone Arseni, mentre vediamo prima questa opportunità con il tentativo di inserimento da parte di Civile, poi proprio uno dei nuovi entrati Olaiwola con il pallone giocato sulla sinistra per Mura, che non riesce a superare il capitano Nardini. Adesso l'altro nuovo entrato, ossia Arseni, che come detto ha preso il posto di Rossi, mentre in attacco Olaiwola ha preso il posto di Scarpitta. E in attacco sono proprio Sarico Olaiwola assieme ad Alessandro Mura e all'autore del gol del momentaneo 1-2, ossia Nicolò Setti. La Liguria, che ha fatto quindi soltanto un cambio, come detto non c'è più Malagrida. Al suo posto è entrato Thomas Celella. In porta c'è Bubecci, in difesa sempre da destra verso sinistra sono Giordumi. Nardini, che adesso è in possesso di palle, ha servito Oliveri, che è l'interno destro, con Nardini in difesa. L'altro centrale è Ricci, con Cappellari sulla sinistra. Al centrocampo, come detto, Oliveri, con il centrale che è Vernetti, e l'altro interno che è De Lucia, poi Celella, che si è piazzato per ora come trequartista dietro le due punte che rimangono Luca Grossi e Nervino, anche se probabilmente adesso sta schierando con più 4-3-3, 4-3-2-1 la Liguria rispetto al 4-3-1-2 che aveva schierato nel corso del primo tempo. C'è Celella che è sul centrodestra con
Luca Grossi sul centro-sinistra e Nervino che sta giocando come punta centrale. Ricordo i tempi, sono da 40 minuti. Il cross di Zucca al centro per Oleguola, anticipato con il rinvio che può diventare buono per Nervino. Si lancia con la possibilità di giocare sulla destra proprio per il nuovo entrato Celella, il dribbling con il sinistro, poi il fallo. Anzi no, alla fine l'arbitro dà il vantaggio alla Sardegna che ha recuperato palla con l'altro nuovo entrato Arseni che gioca verso Cosseddu. Pallone giocato dietro, l'altro centrale Cresci. Tocco per Mura, pressato da Vernetti, alla meglio alla fine alla Liguria, ma viene segnalato un fallo. Fallo e punizione per la rappresentativa sarda. Sarà Cosseddu a battere questa punizione. Pallone giocato in avanti a cercare Mura con l'anticipo della difesa ligure. Il fallo adesso è stato commesso da Soggia. Punizione per la Liguria, il cui tecnico Mattia Ricciardi, mentre per la rappresentativa sarda è Davide Canosa. Celella, uno dei 3 nuovi entrati all'intervallo, ha toccato verso Oliveri, pallone giocato sulla sinistra per Luca Grossi con l'anticipo buono di Zucca, è stato uno dei migliori fin qui per la Sardegna. Si lancia sulla destra, c'è Oleguola dall'altra parte, Zucca cerca il cambio di fronte, è buono Oleguola che controlla il sinistro sul fondo. Ottima però qui la giocata della Sardegna con il cambio di fronte di Zucca per Oleguola, controllo e sinistro sul fondo, è rimasto a terra Nardini. Vediamo se ci sarà la necessità dell'intervento dello staff medico. No, e allora si può ripartire con il portiere Buvecci che ha messo in movimento Ricci, poi Cappellari ancora per Ricci. Mentre stiamo entrando nel 6° minuto di gioco del secondo tempo, un punteggio che è sempre Sardegna 1, Liguria 2. L'anticipo di Scano, hanno fatto bene i 2 terzini della Sardegna, sia Zucca soprattutto, ma anche Scano. Mentre il centrale di destra Cresci ha guadagnato il calcio di rigore del momentaneo 1-2, anzi di quello che finora è il definitivo 1-2, ma c'è ancora tanto tempo in questa partita e vi ricordo che, così come state seguendo adesso Sardegna-Liguria qui da Tertenia, potete vedere le altre 3 partite in contemporanea: Toscana, Umbria, Lanusei, Sicilia, Lazio, Ierzu e Piemonte Calabria, quest'ultima per il gruppo B, in diretta sui canali di Direct Sport, che trasmette tutto il trofeo Benedetto Pires, che avrà la finale venerdì a Castiadas dopo le semifinali giovedì a Castiadas e Villa Simius. Adesso la Sardegna con il pallone giocato in avanti, l'anticipo di testa di Nardini, il pallone poi giocato in avanti da Cappellari. Ora la Sardegna solo per un attimo con il pallone che viene giocato in direzione di Celella, l'anticipo dell'altro centrale, dell'altro numero 6 Cresci. Cosseddu, Scano guarda in avanti per Oleguola, ben protagonista da quando è entrato il numero 7, che in questo caso ha commesso fallo. Oleguola che è del Latte Dolce, una delle formazioni che nella nuova stagione giocherà il campionato nazionale di Serie D della Sardegna, con la Costa che gioca proprio qui a Tertenia assieme all'Ilva neopromossa e all'Atletico Uri. Tanto il lancio dentro per Oleguola, l'anticipo di Bubecci, dicevo, dell'Atletico Uri, è citato poco fa, perché uno dei ragazzi passati proprio dalle rappresentative, Domiziano Tirelli, è titolare nell'Atletico Uri in Serie D. Questa dimostrazione di un percorso che questi ragazzi fanno, mentre qui l'errore può andare Oleguola in area di rigore con l'anticipo di Nardini che rimedia all'errore fatto in precedenza, poi il rilancio che è preda solo per un attimo del numero 8 Civile, con la rimessa che sarà per la Sardegna. Ma prima c'è un doppio cambio per la Liguria.
entrano il numero 3 e il numero 2. Dentro il numero 3 Samuele Anzalone al posto del numero 7 Emanuele De Lucia, e dentro anche il numero 2 Pasquale Alfano. Alfano che entra in campo in questo momento. È uscito Cappellari con il 4. Sarnia che adesso ha giocato con Setti, buono il gioco di gambe, poi subentra per un attimo il Civile, il recupero della Liguria con Nervino che cerca di mandare in avanti proprio il giocatore appena entrato, sia Anzalone. Anzalone che è dell'Ospedaletti, mentre Alfano del Genova Calcio. Il colpo di testa di Ricci, la rimessa laterale per la Sardegna con Scano, che non si intende però con Olewole. Il rilancio in avanti di Giordumi sarà nuovamente rimessa per la formazione di casa, visto che chiaramente la Sardegna è la regione che ha organizzato questa terza edizione del Trofeo Benedetto Piras. Come nelle precedenti due, sono 8 le rappresentative che si sfidano. Quest'anno è nella prima edizione l'Under 17, mentre 12 mesi fa era stata l'Under 15. Rimessa laterale battuta su Nardini, poi l'altro centrale Ricci. Adesso c'è Alfano sulla sinistra, dopo che è uscito Cappellari. Oliveri per Ricci, apre sulla destra sul numero 9 Giordumi, poi il lancio di Celella in direzione, anzi proprio in direzione di Celella, che cade, fischia calcio di rigore anche per la Sardegna, segnalato il fallo a Cosseddu su Celella. Adesso il rigore ce l'ha la Liguria, così come l'aveva avuto nel corso del primo tempo la formazione sarda, e probabilmente sarà proprio Celella ad andare a batterlo. Questo calcio di rigore all'11° del secondo tempo. Ricordo di 2 tempi da 40 minuti. Thomas Celella contro Oscar Cocco, ha fischiato l'arbitro, parte Celella, la parata di Cocco che respinge il calcio di rigore di Celella, si rimane 1-2, gran parata di Cocco che mantiene il punteggio come si era andati al riposo ed evita che la Liguria si riporti avanti di 2. La parata del portiere del Monastir e della rappresentativa Sardegna, che fra poco farà anche un nuovo cambio. Ha parato il rigore Cocco a Celella. Si rimane 1-2 con Olewole che adesso cerca di andare via Nardini, che va in anticipo, poi il controllo di Scano ancora per Olewole, 1 contro 3, viene fischiato fallo a Olewole. Al 12° del secondo tempo, il rigore parato da Cocco, mentre è pronto per la Sardegna l'ingresso di Riu del Latte Dolce, dell'Academy del Latte Dolce. Viene fatto adesso il cambio, esce Alessandro Mura, il 13° del secondo tempo, terzo dei 7 cambi previsti.
Sardegna che in panchina anche Ettore Loddo, Mattia Crobu, Gabriele Cassano, Niccolò Fanni, Nicola Poddig e Tommaso Catta, mentre per la Liguria rimangono Tommaso Zunino, Filippo Castiglia, Elia Ferrero, Leone Pagliari, Luca Rebolini e Niccolò Vigo. Tutto questo quando siamo arrivati al 13° del secondo tempo, mentre sta per battere la punizione civile. Pallone battuto verso il centro dell'area, facile la presa di Bubeci che mette il pallone a terra e fra poco andrà alla battuta. Eccolo qua con il tocco corto per Ricci, poi Alfano che avanza in direzione di Anzalone, l'altro giocatore appena entrato. Nuovamente Alfano che ha ricevuto palla da Luca Grossi, ancora il numero 2 a cercare di superare Soggia, poi il fallo fischiato a Zucca. Punizione per la Liguria sulla linea di metà campo con Ricci che va su Alfano. Ancora Alfano con Anzalone vicino a lui, invece alla fine viene servito Luca Grossi che vince per un attimo il duello per Oleuola che ha recuperato il pallone, può servire l'ultimo entrato sia Ryu, pallone leggermente troppo arretrato e non è riuscita così la Sardegna a tenere viva la sua azione d'attacco in contropiede come stava sembrando in un primo momento. Il tocco di Setti in direzione di Civile, l'anticipo con la Liguria che riparte adesso con Alfano. Il dribbling del giocatore entrato all'intervallo, poi Luca Grossi in avanti, non trova nessuno e si ripartirà con una rimessa per la Sardegna. Rimessa laterale, non dal fondo. Oleuola cerca di andare via, subentra Setti, poi il recupero da parte di Ricci, laterale che stavolta viene assegnato alla Liguria. Col recupero però della difesa sarda con Zucca, lanci davanti, non trova però un compagno. Nardini all'indietro con la salita di Oleuola, il tocco per il portiere Bubeci, ancora per Ricci, poi l'1-2 con Alfano, il pallone per Anzalone che cerca il dribbling su Arseni, ci riesce, pallone dentro per Nervino, il buon anticipo di Cosseddu, poi ancora di testa Anzalone, Zucca se ne va via, bene il numero 2 della Simba, pallone dentro per possibilità, il dribbling, ancora possibilità per Rio che cerca, però le vuole il destro e sul fondo il pallone calciato da Oleuola con una deviazione, calcio d'angolo. Sardegna a un passo dal gol del 2-2 al 16° del secondo tempo. La formazione sarda è andata veramente a un soffio da rimettere in parità l'incontro. Sardegna che sta inseguendo da dopo 19 secondi e adesso ha la possibilità con questo calcio d'angolo, palla dentro, il colpo di testa da allontanare, diventa buono per Zucca, il controllo, cerca di saltare l'uomo e ci riesce, ancora Zucca, la palla sul sinistro, sul fondo il cross è deviato, sull'ultimo tocco di Oliveri, nuovamente calcio d'angolo per la Sardegna che adesso spinge con grande forza per questo secondo angolo consecutivo, angolo che andrà a battere Matteo Civile, Società Pirri. Pallone dentro con il colpo di testa, facile la parata, è stato se non sbaglio Arseni, mentre sta per entrare Niccolò Vigo nella Liguria fra poco quando uscirà il pallone. Qui la discesa centrale con il tocco sulla destra per Giordumi,
Avanza Giordumi con il colpo di testa di Scano, può diventare buono per Nervino, anticipo di Cresci, poi ancora la Liguria, forse c'è un gioco pericoloso ma si prosegue con Anzalone che dà all'indietro per Ricci, ancora Anzalone nuovamente sul numero 18 che cambia fronte sulla destra per Giordumi, lo va ad affrontare Scano, Giordumi riesce a saltarlo, ancora Giordumi, il rimpallo che favorisce il giocatore in maglia blu, ma alla fine Scano subentra, serve per un attimo Setti, alla fine Dardini spazza il pallone che finisce in fallo laterale, ma prima di questa rimessa vedremo il cambio con l'ingresso di Niccolò Vigo, il cambio numero 4 per Ricciardi. Si sta avvicinando alla panchina il numero 10 Alessandro Luca Grossi, lui a uscire al 19esimo del secondo tempo, è entrato in campo quindi Niccolò Vigo. C'è anche nuovo cambio per la Sardegna con Tommaso Catta, anche lui del Pirri, al posto di Setti. Maglia numero 20 per Tommaso Catta, sono 4 i cambi anche per Davide Canosa. Cambia la punta. Olaiuola. Ancora Olaiuola che cerca di andarsene, pallone giocato su Zucca, il controllo, salta un avversario, il fallo, la punizione, molto invitante questa posizione per la Sardegna. 19 minuti se ne sono andati, siamo praticamente a metà del secondo tempo, visto che vi ricordo ancora una volta i tempi sono da 40. Punizione per la rappresentativa sarda. C'è l'ultimo entrato, Catta assieme a Civile, avrà colpo Catta con il sinistro, la parata e Rio non riesce a mettere dentro quello che poteva essere il gol del 2-2. Ancora però una grande opportunità per la Sardegna che adesso sta creando tutti i presupposti per riuscire a raggiungere il gol del 2-2. Giordumi, il fallo ai suoi danni, punizione. Giordumi, pallone in avanti con il recupero di Cosseddu. Cocco ha servito Cresci, ancora per Cosseddu, il lancio in avanti con Giordumi che va a prendere, a rilanciare il pallone che finisce in fallo laterale. Vi ricordo che potete vedere anche l'altra partita del girone, nonché le due del gruppo A che sono tuttora in corso di svolgimento. C'è anche Piemonte Calabria per il gruppo B. Nel frattempo gioca il pallone Cresci. Scano. Pallone per Civile, in avanti per Rio che cerca di andarsene via. Ancora Rio, prova a inserirsi in mezzo a Ricci, arriva anche Olaiuola, poi il destro
di Catta, pallone che finisce alto non di molto. Pallone già battuto con la Liguria che adesso può andarsene con Celella, cerca Nervino che non riesce a far proseguire. C'era la possibilità per il nuovo entrato Vigo. Adesso c'è un fallo e punizione per la Sardegna. Battuta, poi non si capiscono Civile e Scano. Ne nasce una rimessa laterale per la Liguria, che adesso sta gestendo il vantaggio ma soffrendo dopo le tante occasioni che ha avuto la Sardegna nel corso di questa ripresa, ma ne ha avuto una molto grande anche la Liguria con il calcio di rigore che Cocco ha parato a Celella. Intanto arriva un altro cambio. Esce con il numero 8 Matteo Cibile, entra con il numero 18 Nicola Poddighe, ragazzo dell'Atletico Cagliari. Dentro quindi Poddighe per questi ultimi 16 minuti più recupero. Pallone giocato in avanti per le uguali, l'ultimo tocco è rosso, quindi la rimessa per la Liguria. Anche secondo me lo sai, probabile. La vedo anch'io. Anticipo di Cosseddu, poi il rinvio di Scano a cercare Olaiwola, anticipa Nardini che mette in fallo laterale. Laterale battuto ora da Scano, cerca di mettere in movimento Rio, prova ad andare via Ricci, ancora Rio, nuovamente su Ricci che deve mandare lontano il pallone. Poi in area, ma il pallone è uscito, secondo l'arbitro. Un quarto d'ora più recupero alla fine del match qui a Tertenia. Domani si giocano Sicilia, Umbria, Villa Simios, Toscana, Lazio, Moravera per il gruppo A, Sardegna, Calabria, Castiglias e Piemonte, Liguria a Perdas e Fogu per il gruppo B, tutte come oggi alle ore 17. C'è un fallo segnalato dall'arbitro. Partite che potrete seguire ovviamente tutte in diretta sempre su canali di Directa Sport in questa collaborazione con il Comitato Regionale Sardegna. Va alla battuta Cosseddu, pallone centro area, Nardini che svetta ancora una volta, poi il rimpallo che favorisce alla fine Nervino in mezzo a tre, deve liberarsi del pallone, lo fa all'indirizzo di Giordumi che vede il suo rilancio ribattuto, guadagna una rimessa laterale la Liguria che adesso sta cercando di reggere l'urto dei tanti tentativi della Sardegna. Pallone giocato per Bolci che sbaglia, non ci arriva però Riu, sembrava una giocata simile a quella dello 0-1 ma non c'era nessun giocatore sardo a poterne approfittare. Ancora Bubecci, non lo va a pressare nessuno però e quindi può giocare con più calma il pallone all'indirizzo di Nardini. Rinvio lungo con Cosseddu che controlla, poi Cresci ancora per Cosseddu,
Lancio lungo in direzione di Riu, l'anticipa ancora una volta di Nardini, ha giocato una buona partita anche il numero 13, poi qui il tunnel di Celella, anzi scusate di Anzalone, che mette in movimento Nervino, di gol Nervino, ancora Cocco, non è finita la palla, è ancora a disposizione della Liguria e alla fine molto bravo Cosseddu che rilancia in avanti, stavolta l'occasione si è avuta la formazione ligure per riportarsi avanti di due, poi bravissimo Olevuola che ne salta 3 in un colpo solo, ancora Olevuola, salta anche il quarto, Nardini ancora che riesce a evitare quei peggiori, poi segnalato un fuorigioco, era andato via bene Olevuola, addirittura 4, adesso invece tocca di prima il pallone in direzione dell'ultimo tratto, Podiga che mette dentro per Scano, vediamo se riesce ad arrivare sul pallone, no per poco, mentre nel frattempo la Sardegna va a pensare a un altro cambio che arriva adesso dentro il 15. Niccolò Fanni della Frassinetti Elmas Vilassor finisce la partita di Luca Cosseddu. Sesto cambio, ce n'è ancora uno per Canosa, con 3 invece le possibili sostituzioni per Mattia Ricciardi. 3 sostituzioni per 11 minuti e mezzo di gioco più il recupero alla fine di questo Sardegna-Liguria, che fin qui 1-2 con i gol messi a segno nel primo tempo da Nervino, Malagrida e per i sardi Setti su rigore. Adesso Scano, gli tocca il pallone proprio a Nervino, rimessa per la Sardegna, colpo di testa di Giordumi, pallone giocato in avanti, ancora Nardini che rinvia nuovamente Scano di testa, Olaiuola che alza il pallone, c'è campo però l'anticipo di Zucca che entra in area, deve spendere il fallo Alfano e arriva anche un cartellino ed è giallo per Alfano, primo cartellino giallo di questa partita. Chiedevano anche qualcosa di più, era un po' al limite, si era inserito molto bene Zucca, che è stato uno dei migliori finora del match. Si dispera Zucca perché stava per poter entrare in area in maniera molto pericolosa, motivo per cui chiedevano anche, come detto, qualcosa di più del cartellino giallo. Adesso punizione per la Sardegna, c'è Catta sul pallone, c'è l'altro subentrato sia Riu anche sul pallone, Catta con il sinistro, Riu con il destro. 10 minuti al 40esimo. Vanno in 4 in barriera per la Liguria con le indicazioni date dal proprio portiere. Punizione leggermente spostata sulla destra, siamo a 20 metri, batte Catta il sinistro, la parata in 2 tempi. Non ha avuto particolari problemi Bubecci su questa conclusione comunque centrale di Tommaso Catta, attaccante classe 2008 del Pirri, formazione che ha giocato l'ultimo campionato di promozione da neopromosso, ha fatto un'ottima figura rimanendo nelle zone alte della classifica. Fanni ha alzato il pallone, Olaiuola che cerca di gestirlo, lo fa bene, il controllo del numero 7 con il destro, va adesso a servire il compagno, poi subentra Soggia, cerca di entrare in area di rigore, cade, stavolta non fischia l'arbitro, chiedeva un secondo rigore alla Sardegna, poi il recupero da parte di Podighe con l'ultimo tocco che è blu, la rimessa per la Sardegna. 9 minuti ancora da giocare, rimessa laterale con l'arbitro dice che deve battere da leggermente più indietro Scano che allora batte dentro l'area di rigore, il rilancio ancora di Nardini, poi il colpo di testa a far proseguire di Podiga, pallone che rimane in area di rigore con Soggia che lo gioca fuori per Zucca, si libera per il destro, lo anticipa Vigo che tocca il pallone ed è rimessa laterale. Laterale battuto con il controllo adesso del nuovo entrato Fanni, l'ultimo entrato
Fanni che però non riesce a trovare Catta. Poi però il recupero ancora della Sardegna, la conclusione con il destro di Riu, pallone alto non di molto. Sono veramente tante le occasioni della Sardegna nel corso di questo secondo tempo, con il rinvio che andrà a battere adesso Nardini, non più il portiere Bubecci. Lancio in avanti con il controllo di Celella, cerca di andare via Zucca, ci riesce in un primo momento, poi Zucca bravissimo a recuperare ancora e a dare all'indietro da Cocco che rilancia il pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Laterale che viene battuto adesso con la palla che diventa buona per Cocco. Poi Fanni alza sulla sinistra per Scanu, il controllo, deve superare anche l'intervento di un avversario del numero 15, ossia Oliveri, che alla fine ha toccato lui per ultimo. Scanu ha battuto la rimessa laterale indietro per Fanni che avanza a campo, Fanni che cerca di mettere in movimento Riu, il colpo di tacco all'indietro. Poi l'errore, ancora Riu in area, Riu cerca di saltare il portiere, la parte vuota, mette dentro il salvataggio della difesa della Liguria, ha avuto l'occasione nuovamente per il 2-2 la Sardegna su una giocata simile a quella che aveva portato allo 0-1. Riu però si è allungato leggermente il pallone quando ha calciato verso la porta. C'era già Ricci sulla linea per evitare il 2-2, ma la Sardegna è vivissima ancora, che continua a insistere, anche se qui la rimessa laterale per la Liguria. Liguria che torna in campo domani a Prato del Fuoco, Sardegna contro la Calabria a Castiadas. C'è stato qui un fallo, punizione per la Sardegna che rimane in attacco, non ha più tantissimo tempo per provare ad arrivare al pareggio, 6 minuti più il recupero. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione dalla destra. Pallone dentro, Liuola tocca e pareggia la Sardegna a 5 minuti e mezzo dalla fine con Sadiq Liuola 2-2. Tutto di nuovo in equilibrio come lo era stato per 19 secondi nel match. Primo gol anche per Sadiq Liuola in questo trofeo Benedetto Piras. È stato molto lesto a centro area sul pallone battuto dalla destra a toccare il pallone e a metterlo in rete. Sardegna 2, Liguria 2. Al 35esimo Olaiuola, il giocatore del Latte Dolce, così come Nicolossetti che è dell'Academy del Latte Dolce, aveva messo dentro, adesso prova ancora a trovare il 3-2, proprio Olaiuola cerca di saltare il portiere, la parte vuota, ma ha segnalato un fallo, è andato a un passo dalla rimonta completata la Sardegna, che dopo aver subito il gol a freddo della Liguria e anche lo 0-2 è rimontato. Adesso ci sono 4 minuti per trovare un vincitore in questa partita. Ancora la Sardegna, sembra forse averne di più con Riu sul tocco di Catta. Cresci cerca di saltare, Celella deve spendere un fallo, forse potrebbe arrivare anche il cartellino. Così è, ammonito Tommaso Cresci a 3,5 dalla fine.
3,5 più recupero con la Liguria che adesso andrà a operare un cambio. Ne ha ancora 3 a disposizione. Ricciardi ne ha 1 invece Canosa, e bisogna guardare un attimo le condizioni di Oscar Cocco che è a terra, il portiere. Sono 2 giocatori a terra, anzi scusate, ovviamente non è Scano, scusate, non è Cocco ma è Scano il numero 13, mentre per la Liguria a terra il portiere, il numero 1 Bubecci. Cocco è regolarmente in piedi, Cocco che è stato determinante perché ha salvato il possibile 1-3 parando il rigore. Poi Oleuola ha segnato il 2-2 poco fa. Vediamo quali saranno i cambi perché era tutto pronto, poi questa difficoltà ha fatto sì che bisogna aspettare un attimo. Ci sarà più di un minuto di recupero stavolta, mentre sta per entrare il secondo portiere Tommaso Zunino della Cairese. Sembra non ce la faccia Bubecci. Vediamo se dovrà uscire. Sì, che sta entrando il portiere maglia numero 11 per giocare quest'ultimo minuto e 40 di gioco. Si può andare con la battuta. Attenzione all'inserimento qui sulla sinistra, pallone giocato dentro, deve liberare Zucca e ci riesce. Poi il rilancio in avanti ancora per Oleuola che è a campo, vediamo se riesce a sfruttarlo. Oleuola ci riesce con il tocco verso Ryu, che però non ce la fa in un primo momento, poi subisce il fallo. La Liguria, la punizione per la formazione in divisa blu. 40 secondi alla fine di questo match, ma ci sarà il recupero. Siamo sul 2-2. Questa prima giornata del trofeo Benedetto Piras, il primo di 5 giorni che potrete seguire in diretta qui su Directa Sport. Allora vi invito a iscrivervi al canale e mettere e attivare la campanella per essere avvisati dei nuovi contenuti in diretta. Sono tantissimi, non solo il trofeo Benedetto Piras ma anche tantissime discipline del calcio e lo sport sardo. Qui opportunità dentro con il cross al centro, Fanni che ha liberato, Levuole cerca di partire ma va in anticipo. Era stato Vernetti con Cocco che tocca verso Fanni. È iniziato il recupero, sono 4 i minuti segnalati dall'arbitro Murgia, quindi 4 minuti ancora per trovare un vincitore, altrimenti le due squadre prenderanno un punto a testa. Il tocco per un attimo di Poddiga e poi Scano. C'è proprio Poddiga sulla sinistra, visto il servito. Poddiga può entrare in area, può mettere il pallone in mezzo, il colpo di testa, la palla non è andata verso la porta. Non è finita però, perché c'è ancora Scano, ha ancora possibilità la Sardegna con il suo numero 13 che commette però fallo. Un intervento dell'altro numero 6, le proteste del pubblico qui di Tertenia, con però il calcio d'angolo che è stato assegnato, quindi torna in avanti la Liguria. 1 minuto e mezzo se ne è dato di 4 di recupero, giocata su Celella che però sbaglia l'Ari, parte Zucca, Celella prova a aggrapparsi a Zucca ma non ci riesce, poi avanza il numero 2 contro tutta la difesa ligure con Anzalone che lo contiene in fallo laterale. Cercato Catta, colpo di testa di Giordumi, rimessa per la Sardegna ancora.
Pallone per Olaiwola sul fondo, si libera per un attimo ancora di rigore, pallone che passa, diventa buono per il palo, a un passo ancora il gol della Sardegna che poteva davvero completare la rimonta con Soggia. Ha preso il palo il numero 4. Molto sfortunata in questo finale la rappresentativa sarda, che però ha ancora poco più di un minuto per trovare questo gol che darebbe i 3 punti. Pallone giocato dentro, rimessa non precisissima ma diventa buona, ancora la possibilità in area, ancora Soggia fermato, diventa buona per Zucca, palla sul sinistro, la deviazione di Ricci, poi Figo con Zucca che va in scivolata, rimessa per la Liguria che se l'è vista veramente brutta sulla conclusione di Soggia. Davvero a centimetri dal gol del 3-2 la Sardegna. Poi qui Cresci con il doppio intervento, ancora Zucca che prende il pallone, poi Catta, campo per avanzare, salta un avversario, apre sulla sinistra per Scano che deve aumentare perché non manca tantissimo alla fine, 30 secondi il duello con il numero 15 Ligure, ossia Oliveri. Ancora Le Wallace per Poddighe, si ferma, serve nuovamente Luvola che salta un avversario, il dribbling, pallone giocato con il sinistro, finisce sul fondo e forse finiscono anche qui le speranze della Sardegna per trovare il gol del definitivo 3-2. Comunque bisogna fare gli applausi alla rappresentativa Under 17 sarda per come ha retto l'urto dopo i 2 gol di svantaggio, per come li ha rimontati e come poi alla fine poteva anche trovare il gol del 3-2. Lanci in avanti, arriva il triplice fischio dell'arbitro Murgia, finisce 2-2 la prima partita del trofeo Benedetto Piras tra Sardegna e Liguria. Al doppio vantaggio di Nervina Malagrida nel primo tempo hanno risposto Setti e Olaiwola. Si chiude quindi con un punto a testa per le due formazioni che torneranno in campo domani alle 17. La Sardegna a Castiadas, il campo base, il quartier generale del trofeo contro la Calabria. La Liguria a Perdastefogu contro il Piemonte, e noi di Directa Sport ci saremo per seguire tutte le emozioni di questo trofeo Benedetto Piras qui da Tertenia. È tutto, potrete anche vedere sui nostri canali le interviste ai protagonisti, così come avete seguito in diretta quella del presidente Gianni Cadoni. Dicevo, da Tertenia è tutto, io ringrazio Luca Tocco per le immagini, Mauro Farris per la regia, da parte di Riccardo Spinesi grazie. Con il trofeo Benedetto Piras appuntamento a domani per le nuove dirette, sempre alle ore 17.